gonna cheer the Yankees. They're gonna learn to fear the Yankees. Everyone knows they play to win. E di nuovo buon pomeriggio, siamo in linea dallo stadio del baseball, al campo di baseball Michelucci di Spadarolo, Rimini, derby tra le due squadre amiche, la New Rimini, squadra ospite, e la SD Rimini 86, nonché detti Gufi. Seconda partita dell'ottava giornata di campionato di Serie B, girone C. Prima di ritorno, il primo incontro giocato questa mattina alle ore 11 ha visto l'epilogo sul punteggio di 6-2 per gli ospiti della New Rimini. Intanto vi do il line-up e la formazione della squadra della New Rimini. Il line-up è così composto, con il numero 27 Enrico Perazzini in seconda base, il secondo del line-up con il 43 Amedeo Focchi esterno sinistro, a seguire Thomas Canuti con il numero 9 esterno destro, poi il quarto è Andrea Gabrielli con il numero 0 esterno centro, il numero quinto Davide Bonemei battitore designato con nessun dunque incarico in difesa, Tommaso Signorile prima base, casacca numero 11, settimo del line-up Yuri Cortesi interbase, casacca numero 34, ottavo del line-up Jacopo Tombari il ricevitore con il numero 15 ed ultimo del line-up Manuel Balducci con il numero 29 terza base. Lanciatore partente per la New Rimini sarà Aiello Tommaso, che vi ricordo è ricevuto da Jacopo Tombari. Questa è dunque la disposizione in campo della New Rimini. Siamo ancora in attesa del line-up della squadra locale che ancora non ha ufficializzato appunto la loro formazione agli ufficiali di gara. Mandiamo la pubblicità, nel frattempo vedete l'arbitro. Gli arbitri sono a casa base Marco Mignola, mentre sulle basi sarà Jacopo Costantini. Stamattina erano gli stessi arbitri, invertiti chiaramente nei ruoli.
Di nuovo in linea, riscaldamento per il lanciatore partente del Rimini 86, appunto il numero 25 di casacca, Mattia Muccini, ricevuto dal Leonardo Caponi con il numero 29. Mentre il line-up della squadra locale è così composto: con il numero 31 Saga Rinaldi esterno destro, a seguire con il numero 30 Enrico Cianci interbase, poi il fratello maggiore Giulio Cianci numero 27 terza base, quarto del line-up Filippo Marchini prima base con il 42 di casacca, a seguire quinto del line-up Francesco Brenda casacca 18 esterno centro, poi Leonardo Capone casacca 29 ricevitore, Alessandro Fazio casacca numero 2 esterno sinistro, ottavo del line-up Giovanni Cortesi DH con il numero 13 ed ultimo Lorenzo Andreini 6 di casacca seconda base. Anche oggi pomeriggio la squadra locale Rimini 86 porta in campo un ex giocatore dello junior, delle giovanili del Junior Rimini, che è Giovanni Cortesi. Vediamo che l'arbitro sta facendo terminare il riscaldamento, il ricevitore si sistema la casacca, forse fuori dall'inquadratura. Abbiamo dovuto ridisporre le telecamere sulla prima base perché abbiamo avuto dei problemi di vento o di temperatura, non si sa che cosa, e nulla. Queste sono sicuramente notizie di servizio che non vi possono interessare. Non sappiamo quanti collegamenti abbiamo in linea. 10, e vediamo ultimi lanci di riscaldamento. Esattamente adesso sono le ore 15:05, siamo qualche minuto in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Ecco fatto, ultimo lancio di riscaldamento, il battitore della New Rimini, il lead-off Enrico Perazzini, si appresta nel box di battuta, battitore destro, box di battuta a sinistra del ricevitore. Arbitro di casa base abbiamo detto Mignola Marco, assistito sulle basi dal collega Jacopo Costantini. Dato l'avvio al gioco, primo lancio, subito un ball, una palla che rimbalza a terra prima di finire nel guanto del ricevitore. Secondo lancio, strike sul filo basso esterno. Batte la palla verso il terza base che assiste e lancia verso il prima base per la prima eliminazione. 5-3. Nel box adesso Amedeo Focchi. L'arbitro chiede di spostare uno screen che era fuori chiaramente dal campo di gioco, a ridosso della rete.
primo lancio su Amedeo Focchi, entra subito con uno strike, guardato dal battitore riminese. Battitore, o meglio, della New Rimini, sono tutti riminesi, altrimenti due squadre derby riminese, abbiamo detto. Batte una rimbalzante verso l'Interbase che raccoglie ed assiste, ma direi che sarebbe arrivato salvo, dunque una valida assistenza sbagliata, ma Focchi subito con una battuta velenosa rimbalza, deve aspettare, se no viene scavalcato l'Interbase. Poi primo uomo in base della partita e della New Rimini. Nel box di battuta Thomas Canuti, esterno destro oggi pomeriggio, mentre in mattinata ha iniziato prima in terza base, poi è andato a lanciare per chiudere con l'ultimo uomo, per fare il 27esimo eliminato. Secondo rilievo, bunt ritirato e dunque ball. Subito il terza base aggressivo per difendere il bunt. Un ball dunque su Thomas Canuti. Secondo lancio ball, questa volta esterno. Due ball, 0 strike su Canuti. Batte una volata, cade davanti all'esterno sinistro, valida, seconda valida. Dunque corridori in prima e seconda parte, quarto del line-up Andrea Gabrielli. Rispetto a questa mattina è stato scalato di una posizione, stamattina era quinto in battuta, oggi pomeriggio quarto, e gioca esterno centro in difesa. Dunque corridori in prima e seconda base. Pick-off nulla di fatto. Palla tra l'altro persa anche dalla difesa avversaria, dalla difesa del Rimini 86. Cuscino di seconda, ricordiamo, c'è Amedeo Focchi, mentre nel cuscino di prima c'è Thomas Canuti e in battuta Andrea Gabrielli col numero 0. Si scansa per evitare di essere colpito, primo lancio ball. Secondo lancio molto alto, sembrava un pitch out più che un lancio. Due ball sul conto di Andrea Gabrielli. Batte una volata che però va fuori dalle recinzioni, dunque si carica del primo strike. Due ball e uno strike su Andrea Gabrielli, leggermente in ritardo.
una palla rimbalzante, un ball ottimamente fermato dal catcher, che così evita l'avanzamento dei corridori. 3 ball e uno strike. Basi su ball, basi piene per la New Rimini. Nel box il DH Davide Bonemei. Battitore designato, dunque nessun ruolo nel pomeriggio in difesa per Bonemei. Solo massima concentrazione in attacco, in battuta. DH sostituisce in attacco notoriamente il lanciatore. Batte subito, valida, un RBI per Bonemei, un RBI da un punto, un singolo. Si sblocca subito la partita, 1-0 per la New Rimini. Basi ancora piene, un out. Il corridore più vicino a casa base adesso è Thomas Canuti, poi abbiamo Andrea Gabrielli e per ultimo in prima base chiaramente l'ultimo battitore Davide Bonemei. Nel box di battuta signorile, lascia sfilare giustamente un ball. Signorile questa mattina dietro il box di casa base, oggi il ricevitore, oggi in difesa sul cuscino di prima. Gira uno swing senza impattare la palla, un ball e uno strike sul suo conto. Sì, questa mattina non è riuscito a concretizzare nulla in battuta signorile. Notoriamente un battitore che il suo lo fa sempre, anzi anche oltre il suo, visto che notoriamente gioca in difesa come ricevitore. Il ricevitore, essendo il ruolo più faticoso, molte volte è meno lucido nel box. Batte una velenosissima palla che passa sopra e 2 punti RBI, una valida da un punto che fanno entrare, una valida da una base che però fa entrare 2 punti. 3-0 il punteggio con un out. Velenosa palla che rimbalza e passa di fatto tra il prima e seconda base. Speriamo di no. Mi dicono che nel correre a casa probabilmente Andrea Gabrielli possa essersi assentito qualche cosa a livello muscolare sulla gamba. Adesso non lo vediamo fuori. Sì. Allora, primo lancio su Yuri Cortesi, il settimo in battuta, è uno strike perché batte in foul. Gira subito in modo aggressivo la prima pallina. 2 corridori della New Rimini in prima e seconda base. Lancio che rimbalza prima del piatto, dunque un ball fermato dal catcher che così ferma l'avanzamento, probabile avanzamento dei 2 corridori della New Rimini. Un ball e uno strike, un out il conto. Batte la palla verso il prima base che di fatto elimina, è una scelta difesa su Yuri Cortesi. Secondo eliminato, di fatto la difesa anziché eliminare il battitore che correva verso la prima fa l'eliminazione quella più pericolosa,
ovvero del corridore che dalla seconda stava correndo verso la terza base. Nel box di battuta Jacopo Tombari, l'ottavo del line-up. Primo lancio è un ball, giustamente lasciato, guardato da Tombari. Batte Tombari un campanile alto e fortunatamente viene graziato dalla mancata presa del terza base in zona di foul, pertanto rimane in vita anche dopo il suo disperato gesto di disapprovazione. Dunque viene graziato e può tornare dunque nel box di battuta con 2 out per cercare di spingere i compagni più avanti possibile sulle basi. Dunque un ball e uno strike il conto su Jacopo Tombari, ricevitore della New Rimini oggi pomeriggio. Lascia un lancio che rimbalza sul ginocchio, lancio pazzo, dunque permette l'avanzamento dei corridori. Lanzamento in terza base adesso. Troviamo Signorile Tommaso e in seconda base Yuri Cortesi. Gira senza impattare la palla, probabilmente anche in anticipo. Anticipo rispetto all'arrivo del lancio. 2 ball, 2 strike, 2 out, questo è il conto complessivo. Conto pieno, terzo ball. Sul rilancio della palla del ricevitore il pitcher non la trattiene, comunque la palla rimane in zona e non può permettere di arrivare appunto al corridore in terza base della New Rimini. Conto pieno su Tombari. Difende il box spizzando la palla in foul, ancora rimane in vita Tombari. L'ottavo del line-up. Batte ancora in foul, difende strenuamente il suo box. Conto invariato sempre, questo era di fatto il settimo lancio su Jacopo Tombari. Batte una profonda volata, valida
2 punti RBI anche per singolo. E porta 5 punti. Subito parte benissimo la New Rimini con un beginning da 5, per adesso provvisoriamente da 5 punti, e con ancora la possibilità per poter incrementare, visto che vede ancora un corridore sulle basi, in prima base. E nel box di battuta è l'ultimo del Manuel Balducci, l'ultimo del line-up, numero 29, ruolo difensivo, terza base. Balducci giustamente lascia il primo lancio, che è un clamoroso ball. Ancora un lancio che poteva diventare pazzo, perché ciò non è successo perché il catcher ferma la palla e non permette l'avanzamento del corridore della New Rimini. 2 ball sul conto di Manuel Balducci. Ricordiamo 2 out. Gira il terzo lancio in foul, la palla che non poteva essere presa al volo dal prima base in quanto è caduta sul tetto del dugout. Dunque 2 ball e 1 strike sull'ultimo uomo del line-up della New Rimini. Valida anche per Balducci, una bella valida, una linea che passa tra la terza e l'interbase e porta in seconda il corridore. Visita del manager Perazzini sul partente. È chiaramente un primo inning che ha visto sfilare tutto il line-up, girare tutto il line-up di battuta, e anzi ritorna nel box di battuta per la seconda volta il primo uomo, che è Enrico Perazzini. Il manager decide di sostituire il lanciatore, noi andiamo in pubblicità e nel frattempo vediamo chi subentra.
destro. Sì, sì. Sagar è andata al centro, a sinistra. E al centro chi c'è adesso? È centro. Dai, me l'hai data? Allora, siamo in linea, c'è stato un cambio interno, di fatto hanno perso il DH e poi hanno cambiato, hanno invertito i ruoli degli esterni. Primo lancio su, allora, a lanciare è andato il Brenda, che era posizionato agli esterni, perdono il DH, la squadra di casa, e pertanto invece Enrico Perazzini si trova dal mancino Brenda nella posizione di un ball e 2 strike, dunque deve difendere il piatto, si vuole rimanere in vita, viene colpito, Perazzini va in base, colpito, dunque basi piene di nuovo per la New Rimini e nel box di battuta Amedeo Focchi. Sempre con 2 out, basi piene, punteggio di 5-0. La palla lancio pazzo, entra il sesto punto. Lancio pazzo. Chiedo al regista di aggiornare lo score. Dunque 6 punti. Corridori in seconda base e terza base. Terza base abbiamo Tombari solo sul cuscino della terza, e sul cuscino della seconda abbiamo Manuel Balducci. Dunque, scusatemi, Balducci e Enrico Perazzini, sì, mi sono confuso. Primo lancio era un ball, secondo lancio è un altro ball su Amedeo, una palla impossibile da battere, molto fuori alta. Punteggio è 6-0, altra palla persa dal catcher, praticamente il settimo punto è entrato, 7-0, primo inning lunghissimo per i padroni di casa. Stavolta entra con uno slider, Focchi guarda la palla, 3 ball, 1 strike, 2 out e corridore in terza, posizione punto dunque. Basi su ball per Amedeo Focchi, dunque Focchi ancora 2 volte in base, una volta con una valida e la seconda volta con basi su ball. Nel box di battuta, seconda apparizione per Thomas Canuti. Ricordiamo, nella prima partita in terza base, poi a lanciare per fare l'ultimo uomo, 27esima eliminazione. Lancio pazzo, entra di nuovo un altro punto, 8-0, un inning veramente terrificante. E con il lancio pazzo Amedeo Focchi corre sul cuscino di seconda, avanza. Thomas Canuti con un ball lascia giustamente il secondo lancio, un altro ball,
molto fuori dall'area dello strike, alto e soprattutto largo, esterno. Ancora una palla molto esterna, possiamo dire è entrato in modo molto falloso. Brand ancora non è riuscito a scaldarsi, a entrare in partita, come si suol dire. Pochi lanci strike, altra base ball. 2 arrivi in base anche per Canuti. Entra, no, non entra nessuno, il manager ancora dà la cosa. Nel box di battuta Andrea Gabrielli con i corridori in prima e in seconda base, è un'altra palla impossibile da battere, alta e larga. Dunque un ball, altro ball, palla alta, da poco, è il primo inning. Entra con uno strike sull'angolo alto esterno dell'area dello strike, punteggio 8-0. Palla esterna, conto, no, 3 ball e uno strike su Andrea Gabrielli, non è conto pieno, perdonatemi. Corridori sempre della New Rimini sul secondo cuscino e primo cuscino, base su ball, altra base su ball. Nel box il DH Davide Bonemei con le basi pieni. Entra subito con la prima palla in mezzo al piatto, Bonemei la guarda, dopo una marea di ball e solo uno strike, chiaramente. Una curva che entra sul filo esterno. Adesso si trova in massimo svantaggio con 2 strike, nessun ball, 2 out. Adesso Bonemei è costretto a difendere il box di battuta. Lancio basso, ottimamente fermato. Basi piene, ricordiamo, un ball, 2 strike, 2 out. Autore, ricordiamo, Bonemei prima di una bella valida. Gira, swing e va a K. Dunque punteggio 8-0, parte alta del primo inning, subito big inning per la New Rimini. Noi andiamo in pubblicità.
Di nuovo in linea. Allora, parte bassa del primo inning, 8 punti segnati dalla New Rimini. E nel box di battuta il lead-off Sagar Rinaldi, il lanciatore partente Tommaso Aiello parte subito un lancio basso, un ball, e Aiello assistito dal ricevitore, la batteria composta da appunto Tommaso Aiello e Jacomo Tombari. Secondo lancio sempre un ball. Altro ball, questa volta rimane alto, 3 lanci ball, ancora non ha messo, non ha l'area dello strike. Primo strike. Bassi su ball dopo il quarto ball per Sagar Rinaldi. Nel box l'interbase Enrico Cianci. Primo lancio uno strike, entra subito con uno strike. Secondo lancio ball. Ball e uno strike, ancora corridore sul cuscino di prima. Valida. Una base ball e una valida. 2 uomini in base dunque anche per nella parte bassa del primo inning per la squadra locale del Rimini 86. Nel box di battuta il fratello maggiore Giulio Cianci. Questa mattina, lo ricordiamo, con un 3 su 4, un 750 il rendimento in battuta, da vero bombardiere, con 2 singoli e un doppio, e almeno 1 o 2 punti RB portati a casa. Entra subito con uno slider nell'area dello strike. Aiello, Tommaso Aiello. Palla sul filo interno, mi somigliava più a uno strike che a un ball, però non è dell'avviso il signor Mignola Marco, l'arbitro di Casabase. Dunque 1-1 il conto su Giulio Cianci, il terzo del line-up. Primo eliminazione per colto fuori base. Il lead-off Sagar Rinaldi, che tanto aveva faticato per arrivare in prima, aveva più che faticato, aveva pazientato aspettando il quarto ball. Dunque un out e corridore in prima. Nel box
sempre Giulio Cianci, lascia sfilare il secondo ball, 2 ball e uno strike il suo conto. Pick off per poco non riuscito. Palla battuta a un pop altissimo, preda del seconda base, dunque seconda eliminazione. F4, secondo out nel box di battuta Filippo Marchini. Corridore sempre sulla prima base. Entra subito con uno strike nel mezzo del piatto. Secondo strike guardato sempre da Filippo Marchini. K con swing. Termina il primo attacco sul punteggio, primo inning, sul punteggio di 8-0 per la New Rimini. Pubblicità. Di nuovo in linea dallo stadio Michelucci, campo di baseball di Spadarolo, derby tra squadre amiche, la squadra ospite New Rimini e la SD Rimini 86. Secondo inning dell'ottava giornata, seconda partita, nel box di battuta per la seconda volta Tommaso Signorile che lascia passare il primo ball, guarda il primo ball giustamente, secondo ball, lancio pazzo tra l'altro. Oh, la palla qua, la palla!
Terzo ball, questa volta non sono più due lanci come i due lanci interni precedenti, ma una palla molto esterna. Basi su ball. Nel box Yuri Cortesi. Bunt di Cortesi. Assistenza errore per il nono punto. Questo era un errore, lo battezziamo. Sì, errore perché ha sbagliato il tiro. Poi non lo so se era salvo. Aspetta, vediamo, Dai. Errore e ha sbagliato il terza base, no? A Brenda la tirata. E uno allora. Nel box di battuta Jacopo Tombari, seconda apparizione anche per Jacopo, autore prima di una bella valida sul il partente, non sul rilievo. Lascia il primo lancio, giustamente un ball, lancio interno. Secondo lancio strike, non ho visto bene se ha girato no, allora sul filo esterno. Un ball e uno strike. Altro strike che sembrava un po' più fuori dal piatto, ma probabilmente l'arbitro. Sì, perché ha paura di fare le ore tarde, e qui non essendoci le luci. Lancio pazzo, entra il terzo punto, il secondo punto dell'inning, 10-0. Chiedo ai miei assistenti la manifesta prima del settimo è 15-0 al sesto? Gira la mazza, prima eliminazione, K, Tombari. Prima eliminazione del secondo inning nel box con il numero 29 Manuel Balducci. Entra subito con una curva nel filo dello strike esterno. Giustamente Balducci è una palla difficile da battere, la lascia. E gira però il secondo strike sul filo, stessa palla, sembra una fotocopia. Va subito nel massimo svantaggio per il battitore, massimo vantaggio giustamente per il lanciatore. Lascia il terzo lancio, un ball,
un ball, 2 strike. Altro ball, guardato giustamente da Manuel Balducci. 2-2 il conto su di lui. Sembra che abbia preso più confidenza con l'aria, sta lavorando molto sui fili. Adesso il rilievo Brenda. Adesso lancio che gli parte male, conto pieno. Batte verso il terza base che raccoglie su errore di guanto, arriva Salvo. Dunque corridori in prima base, nel box di battuta per la terza volta Enrico Perazzini. Palla alta, ball. Strike sul filo esterno. Stavolta questo lancio che non so se è più uno slider o una curva, entra nel filo esterno. Curva, mi dicono tutti curva. Altra curva questa volta troppo bassa. 2 ball e uno strike. Stavolta palla che gli esce male dal guanto. Il catcher si deve alzare e anche allungare per fermare la palla. 3 ball e uno strike. Gira, swing, conto pieno. Un out, corridore in prima. Batte una palla, una rimbalzante. Secondo out. Dunque 6-3. Nel box di battuta Medeo Focchi. Punteggio è ancora fermo su 2 punti in questo inning e 8 punti nel primo. Lancio pazzo, no, fermato dal catcher, dunque la palla rimbalzante che non permette l'avanzamento del corridore in seconda base. Ah sì, è andato allora, mi dicono sì. Ma prima c'era, già prima, Dunque primo lancio ball su Focchi. In seconda ci è arrivato sulla battuta di coso. Stavolta chiama strike, mi sembrava un po' alta e un po' esterna, però l'arbitro ha leggermente allargato l'area dello strike.
Stesso lancio di prima, questa volta è ball per l'arbitro, dunque 2 ball e 1 strike su Amedeo Focchi. Curva che però rimane troppo alta. 3 ball e 1 strike. Tutte palle con cariche di effetto per Brenda. Base su ball, seconda base su ball consecutiva. Nel box adesso Thomas Canuti con corridori in prima e seconda base. Tempo chiamato da Canuti dopo una serie di segnali fatti dal ricevitore verso il lanciatore. Palla subito valida per valida con RBI. Undicesimo punto. Singolo. E nel box di battuta Andrea Gabrielli. Palla larga, la curva che rimane larga. Ball. Gira uno swing a vuoto sul secondo lancio curvo, sempre sul filo esterno. Terzo lancio ball, 2 ball e 1 strike, 2 out, corridori in prima e seconda base. E swing su una curva interna. Due a 2 il conto su Andrea Gabrielli. Ball, conto pieno. Batte in foul, dunque conto invariato, leggermente in anticipo. Parte alta del secondo. Batte una rimbalzante, scelta difesa, raccolta dalla terza base, che ultimamente anche si scivola, raccoglie la palla e tocca il cuscino sul gioco forzato. Pertanto termina il secondo inning sul punteggio di complessivo di 11 a 0 e noi andiamo in pubblicità.
Di nuovo in linea dallo stadio Michelucci di Spadarolo, Rimini, parte bassa del secondo inning sul punteggio di 11-0, in attacco la squadra locale con il lanciatore Francesco Brenda. Gira subito il primo lancio, uno swing. Lancio rimane alto. Due ball e uno strike su Brenda, Francesco Brenda. Terzo ball. Base su ball. Seconda base su ball concessa dal partente Aiello Tommaso. Nel box con il numero 29, prima apparizione per Leonardo Capone, oggi pomeriggio ricevitore della squadra dei Gufi. Gira subito il primo lancio in foul. Secondo lancio girato in foul, si carica di 2 strike, massimo vantaggio per Tommaso Aiello. K, primo K. Sempre corridori primo, un out nel box di battuta Alessandro Fazio. Casacca numero 2, esterno centro, dopo i cambi interni, iniziato come esterno sinistro, poi passato al centro. Lancio ball, dopo che l'esterno centro è andato a lanciare. Strike, un ball e uno strike. Pick off, nulla di fatto, per poco. Palla battuta, una profonda volata in zona foul, out al volo dell'ottimo esterno destro Canuti Thomas. Dunque out in F9.
Nel box l'ottavo del line-up, Giovanni Cortesi. Anche lui un passato come lanciatore, lo ricordo nelle giovanili dello Iorimini e anche nelle qualche senior. Gira subito il primo lancio, swing. Ottima valida, ottima valida. Impatta bene una valida e porta in seconda base, in avanzamento, in terza base il corridore V1. Nel box Lorenzo Andrini, seconda base con il numero 6. Entra subito con uno strike. Palla battuta in foul. Un ball, 2 strike. Conto invariato, palla battuta sul piede. Un ball, 2 strike sempre. Aggiornato in questo momento anche il tabellone che era rimasto indietro. Colto rubando e terza eliminazione, ottima giocata difensiva. Pertanto termina il secondo inning sul punteggio di 11-0 e tornerà a battere nel prossimo inning Lorenzo Andreini. Pubblicità.
Parte alta del terzo inning, derby tra le squadre amiche New Rimini, che è imbattuta in questo momento, e i Gufi dello Spadarolo. Nel box di battuta Davide Bonemei sul punteggio di 11-0, lascia la prima palla curva, sembrava più uno slider che una curva, a dire la verità. Dobbiamo dire, Brenda è partito un po' malino, poi adesso ultimamente un po' si è ripreso e sta utilizzando tutti i lanci con effetti. Secondo swing per Bonemei si va nel massimo svantaggio. Adesso Brenda può chiaramente scegliere qualsiasi tipo di lancio perché nel massimo vantaggio. Gira nel dubbio in foul il terzo lancio, conto invariato, 0, 2 strike. Ball, palla molto esterna. Swing, K. Nel box Tommaso Signorile. Parte subito con un eclatante ball. Un out. Altro ball. Terzo ball. Chiama uno strike, una palla altissima, ma anche alta. 3 ball e uno strike. Basi su ball. Seconda base su ball e una valida per Tommaso Signorile. Nel box Yuri Cortesi, interbase. Palla altissima. Secondo ball, palla molto esterna. Palla spizzata in foul, forse un ball anche questo regalato da Yuri, però ho visto una palla invitante. La palla è uscita lì, che cazzo devo andare a prendere?
poi spetta sempre la cosa, no, ma anche spetta sempre la squadra di casa. Palla curva, questa volta entra, una palla veramente prende un effetto da alta, scende in modo repentino, con un out, 2 ball, 2 strike, Yuri si appresta a ricevere l'ennesimo lancio, batte una palla, una bella valida, e porta in seconda base il corridore nel box. Adesso il numero 15, il ricevitore Jacopo Tombari. Sì, visita del manager Perazzini, vediamo cosa opta, se darà ancora conferma al rilievo. No, cambio sul monte, entra con il numero 16 Marchini Michele, e noi andiamo in pubblicità per il suo riscaldamento. Terminato il riscaldamento del secondo rilievo, nel box si presenta Jacopo Tombari, il primo uomo dunque del nuovo lanciatore. Entra subito con uno strike. Lanciatore destro con una buona velocità. Secondo un ball, secondo lancio un ball e uno strike, dunque
Palla battuta, valida. E ancora punto. Dodicesimo punto, sì, per la New Rimini. Nel box Manuel Balducci, il nono del line-up della New Rimini, lascia giustamente il primo ball. Evita il secondo di ball per non essere colpito. Corridori in seconda e prima base per la New Rimini. Terzo ball. Strike dopo tre ball, scusate perché non è stato aggiornato. Conto pieno dopo che batte in foul a destra. Base su ball, tutte le basi piene. Quarto turno di battuta per il lead-off Enrico Perazzini. Lascia il primo ball. Batte out al volo e RBI, secondo punto, F8, eliminazione, secondo out e tredicesimo punto. Sì, è uscito Amedeo Focchi ed è entrato Montanari con il numero 99. Tommaso Montanari. Sicuramente stesso ruolo. Battitore mancino. Montanari lascia il primo ball.
altro ball, 2 ball. Dopo un'ora e mezza ancora siamo nella parte alta del terzo inning, partita lunghissima fino adesso. Chiama uno strike veramente molto, una palla molto bassa. 2 ball e 1 strike. Batte una palla che rimbalza, raccoglie il seconda base per la terza eliminazione. Pubblicità. Esterno destro Cortesi va al centro. e Cortesi al centro. Ok, grazie. Allora, Taranto di nome? E Cavedon? Come? Ah, con la I? No, con la J. Jacopo. Allora, questo termina. Questo termina. Ok, vai. Primo lancio di nuovo sul secondo lancio, dunque allora un ball e uno strike su Lorenzo Andreini, che di fatto è ritornato in base perché nell'inning precedente non era stato eliminato il battitore. Batte verso l'interbase che raccoglie ed assiste con un bel missile l'eliminazione 6-3. Primo diciamo, giro di battitori anche per Rimini 86. Ci sono stati dei cambi, entra Cavedon Jacopo al posto di Capone Leonardo come ricevitore e intanto assistiamo al primo lancio, uno strike sul filo esterno sul lead-off Sagar Rinaldi, prima arrivati in base per ball, secondo strike questa volta lo lavora internamente
il partente del Rimini Aiello Tommaso Aiello. Lancio ball. Un ball, 2 strike. Valida di fatto una svirgolata, battuta in campo opposto, produce un'altra valida per la squadra locale, un out, un corridore in base. Praticamente è la terza valida della partita per la squadra locale. Nel box di battuta con il numero 30 Enrico Cianci, Cianci, l'intervase della squadra locale. Primo lancio un ball, probabilmente è rimasto alto. Altro ball. Strike. Vedete che il manager del Rimini non fa giocare più, diciamo, in modo aggressivo la difesa, in quanto tiene libero il corridore in prima base, che normalmente ciò non avverrebbe proprio per l'ampio margine al terzo inning. Allora il conto sono 2 ball e 1 strike. Foul a sinistra, una bella linea che per poco non entra nell'area dello strike. 2 ball, 2 strike. Sì, non entra in campo. Conto pieno. 3 ball, 2 strike. Altra valida, 2 valide consecutive. Sì, con l'assistenza non del tutto perfetta arriva in seconda, dunque però è una valida. Corridore in posizione punto in terza e seconda base. Nel box di battuta il cannoniere Giulio Cianci. Bombardiere, chiamiamolo più correttamente, autore oggi altra F4, di nuovo altra eliminazione come il turno precedente. 2 out.
Nel box di battuta adesso il quarto Filippo Marchini, quarto del line-up, prima base. Out al volo da parte dell'esterno centro. Dunque termina il terzo inning, punteggio 13-0 ancora, pubblicità. Sì. Allora, di nuovo in linea, parte alta del quarto inning, punteggio 13-0 nel box di battuta. Thomas Canuti, quarta apparizione, lascia passare il primo ball, credo. L'arbitro non l'ho visto chiamare lo strike. Gira un'altissima candela, facile preda del prima base. Canuti dunque eliminato, F3, prima eliminazione. Nel box Andrea Gabrielli, numero 0. Che cosa? Gliel'ha detto che avevano sbagliato. Serve pazienza, non aggredire subito i lanci. Gira subito il primo lancio anche Andrea. Ma la pazienza non ce l'abbiamo io e te. Non ce l'abbiamo solo io e te la pazienza. Star qua dietro sotto l'ombreggiante.
Si carica subito di uno strike Andrea Gabrielli. Secondo strike, lancio basso nella parte bassa dell'area dello strike, così decreta l'arbitro di Casabase, che ricordiamo è Marco Mignola. Questo non può essere sicuramente un ball, solo che un ball. Altro ball, lancio basso esterno. 2 ball, 2 strike. Si deve saltare indietro per evitare di essere colpito Andrea Gabrielli, conto pieno. Punteggio corretto, non 12. 13. Battuta verso l'Interbase che raccoglie assistenza out 6-3. Seconda eliminazione nel box il DH Davide Bonemei. Sì, diciamo che il cartellone del Rimini 86 non è corretto perché segna correttamente i punti per l'inning, ma non sono 12 come è scritto nel totale, ma sono bensì 13. Il box Bonemei Davide. Primo lancio esterno ball. Altro ball. Terzo lancio è uno strike che Bonemei guarda una parte bassa sul filo basso. Battuta in foul, conto invariato. No, scusatemi, 2 strike a questo punto, perché 2 ball, 2 strike e 2 out. Anche qui si tratta di qualche centimetro. Lancio pazzo. Conto pieno adesso. Bella valida di Bonemei. Seconda valida della partita. Tommaso Signorile nel box di partita.
lascia il primo strike, la palla curva. Secondo lancio un ball. Swing sul terzo lancio, un ball, 2 strike. Valida. Quarto arrivo in base per Signorile Tommaso, una valida, 2 base ball e poi un'ulteriore valida con corridori prima e seconda base, 2 out. Colpito Yuri, tutte le basi occupate. Jacopo Tombari, l'ottavo del line-up. Lancio pazzo o palla mancata del catcher fa entrare il primo punto dell'inning. 14° punto, sì. Corridore in seconda e in terza base. Lancio un ball. Un altro secondo ball. Due ball e uno strike su Tombari. Una profonda volata presa al volo dall'esterno sinistro. Termina così il parte alta del quarto inning sul punteggio complessivo di 14-0. Pubblicità.
Nuovo parte bassa del quarto inning nel box di battuta. Il pitcher Marchini Michele. Gira la prima palla. Out al volo del prima base. Poi è arrivato fino là perché ieri mattina era bagnato, siamo venuti per il campo per i bambini, dopo ho detto devi tagliarla anche qua, mi fa no dai faccio solo qua che va bene lo stesso, no va bene. Là ci sono dei marugoni, buono ieri ci hanno infamato i genitori, tagliatela, ragazzi non è che lo facciamo noi, nel comune purtroppo. Gira il primo lancio Cavedon Jacopo che ha sostituito Capone Leonardo. Il ricevitore, la palla. Secondo strike. Terzo lancio è un ball, 2 strike. Altro ball. Due ball, 2 strike su Jacopo Cavedon. Conto pieno. Difende il piatto Cavedon sul contropiede, sul contropieno, rimane tutto invariato. Base su ball. Partita che stancamente sta andando avanti, dobbiamo dire. Nel box di battuta con il numero 20 Taranto Alessio, esterno destro. Primo lancio è un ball. 4 ball consecutivi, 3 ball tirati in 4 lanci, ultimi 4 lanci. Si sta scaldando il rilievo della New Rimini. Muzzarelli Daniel, strike sul filo esterno. 1-1. Lancio ball.
2 ball e 1 strike. Swing, 2 ball, 2 strike. Out, colto rubando, secondo out. E sul conto pieno base su ball. Seconda base su ball consecutiva. Nel box di battuta Cortesi Giovanni. Primo lancio un ball. Swing 1-1. Palla battuta in foul a sinistra. Un ball, 2 strike. Lui c'aveva sempre questa furdata di merda, io se mi tiri 3 a fiondate non le prendo, che si vede che tirava Ball, 2 ball, 2 strike. Cortesi, seconda valida. No, non sono parenti. Seconda valida consecutiva di Giovanni Cortesi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 valide complessive di squadra in 3 inning, punto 2 uomini. Nel box di battuta con il numero 6 Lorenzo Andreini, prima e seconda base occupata. Swing, strike. Ball.
Secondo strike, un ball, 2 strike. Noi quello dei bambini avevamo 76, 90, 97. Ma che cazzo di numero avete fatto? Mai visto un numero solo sopra ho visto dove? 50 ho visto. Giusto, vabbè, 99. Ha perso un po', diciamo, di precisione il partente Tommaso Aiello. 2 ball, 2 strike, 2 out. Palla battuta verso l'Interbase che con eliminazione 6-4 termina il quarto inning, sempre sul punteggio di 14-0. Noi andiamo in pubblicità. Allora, di nuovo in linea, parte alta del quinto inning, punteggio 14-0. Nel cambio sul monte entra Marchini Filippo per Marchini Michele
Nel box di battuta all'8º del line-up Manuel Balducci, terza base. Gira subito il primo lancio in foul. E la sostituzione, scusi? Ah no, si sono invertiti due marchini. Perfetto, grazie. Secondo strike, questa volta guardato da Manuel Balducci, una palla che scende una curva. Terzo lancio ball, un ball, 2 strike, il conto su Manuel Balducci. Due a due. Conto pieno. Palla battuta in foul a sinistra, sesto lancio nulla di fatto, conto invariato sul 3 ball, 2 strike. Partita che va avanti stancamente, mi verrebbe da dire. Non so se il regista segue il mio pensiero. Base su ball. Quarto arrivo in base. Primo lancio ball. Ball. Due ball, 0 strike. Terzo ball. Primo strike, 3 ball e 1 strike. Questa volta difende in foul, un lancio destinato sicuramente allo strike. Conto pieno su Enrico Perazzini. Batte una profonda volata, scavalca all'esterno, un doppio sicuramente, e entra il punto, doppio di Perazzini. Palla sicuramente non letta bene dall'esterno sinistro.
15 punti. Nel box numero 99, secondo del line-up, Tommaso Montanari, esterno sinistro, che ha sostituito Amedeo Focchi. Primo lancio, ball. Palla battuta, campo opposto, altro punto è Montanari, non in campo opposto ma in campo buono perché lui è mancino, altro doppio, triplo anzi mi dicono, battuta tripla e secondo punto. Triplo, battuto, triplo. Vabbè, certo. Nel box Canuti, 0 out, Thomas Canuti. È apposta, ha fatto lì. E adesso? Appello sulla... Primo out, allora appello probabilmente della squadra in seconda, il corridore non ha pestato la seconda base, pertanto primo out, primo lancio strike su Canuti. Alla prima è andata intera. Battuta, out al volo, secondo out, F, l'ha preso, scusami, l'esterno destro. Nel box Andrea Gabrielli, batte la prima palla, out al volo, F8, termina il quinto attacco con 2 punti segnati, mi risulta, 16-0, noi andiamo in pubblicità.
nuovo in linea dal campo di baseball Michelucci Spadarolo di Rimini, derby amico tra New Rimini e la Rimini 86. Nel quinto inning, parte bassa, sostituzione sul monte, esce il partente Tommaso Aiello e subentra Daniel Muzzarelli. Primo lancio, strike sul lead-off, che batte la secondo lancio e out. Primo lancio, strike. Secondo lancio un pelo esterno, dunque un ball e uno strike su Enrico Cianci. Batte una rimbalzante verso l'interbase che raccoglie e assiste. Arriva Salvo su errore di lancio forse. Nel box Giulio Cianci. Primo lancio, ball. Battuta verso il doppio gioco, bel gioco difensivo, nel senso raccoglie uno, tira verso l'interbase 6 e 3. 3, 6, 3. Pubblicità. Parte alta del sesto inning, nel box di battuta Bonemei Davide, il battitore designato, lascia il primo lancio sul filo esterno, uno strike.
Il regolamento dice che se al sesto inning una squadra è sopra più di 15 punti si può terminare per manifesta. Batte Bonemei verso il terza base, un'ottima assistenza sul 5-3 e avviene l'eliminazione. Nel box Tommaso Signorile. Bravo, quel piccolino, bravo, sono delle bestie. Primo lancio curvo, strike. Secondo lancio, una curva girata senza convinzione, si carica di 2 strike. Gira una palla alta, out al volo dall'esterno destro. Nel box Yuri Cortesi. Primo lancio è un ball. Batte una profonda volata in foul, un ball e uno strike. Ancora battuta in foul, un ball, 2 strike. Gira 2 lanci interni, batte troppo in anticipo. Secondo ball, 2-2 il conto, 2 out, nessun corridore in base. Difende l'area dello strike, conto invariato, 2 ball, 2 strike. Lancio pazzo, non è lancio pazzo, lancio comunque fermato ottimamente dal catcher, palla rimbalzante, conto pieno, tutto acceso, 3 ball, 2 strike, 2 out. Strike out, Looking questa volta. Termina il sesto, l'unico attacco dove la New Rimini non ha fatto nessun punto, punteggio invariato sul 16-0. Aspettiamo la parte bassa del sesto con la pubblicità.
Di nuovo in linea dallo stadio di baseball Michelucci Spadarolo di Rimini. Prendiamo la linea per la parte bassa del sesto inning. In battuta abbiamo il numero 2, il numero, scusatemi, 4, Filippo Marchini. Lascia passare un ball e uno strike. Secondo inning cominciato da Muzzarelli, batte una profonda volata nell'area del foul, nulla da fare per il prima base, un ball, 2 strike. Ha 85 nipoti. Palla curva che non entra, 2 ball, 2 strike. Palla ancora battuta in foul. Due ball, 2 strike sul 42 Filippo Marchini, l'attuale lanciatore. Ha tirato la palla. Si è cagato anche addosso. Tanto lui è del mestiere. Palla ancora spizzata in foul. K con swing. Nel box Marchini Michele. Primo lancio strike. Ancora swing, secondo strike. Ball, un ball, 2 strike, un out. Strike out, looking. Secondo K, sì. 2 out e nel box con il 17 Cavedon Jacopo. Prima arrivato in base su ball. Entra subito con uno strike sul filo esterno il rilievo Daniel Muzzarelli.
palla sul filo interno, troppo alta però, un ball e uno strike. Strike, parte bassa dell'aria, ball, 2 strike. Altro lancio, ball. Ball, di nuovo conto pieno. Strikeout, Looking, terzo eliminazione al piatto. Credo partita finita per Manifesta al sesto inning sul punteggio di 16-0. Adesso probabilmente avverrà il saluto a centrocampo e noi applaudiamo le squadre, vi salutiamo e praticamente vi diamo l'appuntamento per sabato prossimo dallo Stadio dei Pirati di Rimini, incontro tra diretta in casa, incontro tra l'Agno Rimini e il Foggia, seconda partita di ritorno. Vediamo l'inquadramento, si scambiano il 5 le due compagine amiche, ribadisco, compagine che il Rimini 86 è una delle società fondanti l'Agno Rimini, società voluta per portare di nuovo il baseball di Rimini diciamo, a livello nazionale sugli scudi. Vi salutiamo da dunque lo stadio di Michelucci di Spadarolo, il sottoscritto Massimiliano Gabrielli ed Enrico Bonemei. Enrico Bonemei. A sabato prossimo alle ore, prima partita ore 20, ore 15, seconda partita ore 20. Arrivederci. Allora, io ti aiuto a raccogliere tutta la mondezza.